Elena Kowalska, una giovane di umili origini, cresceva in un mondo pieno di difficoltà e incertezze. La sua famiglia, come tante altre, lottava per sopravvivere in una Polonia devastata dalla guerra. Nonostante la sua intelligenza vivace, non poteva proseguire gli studi. Fin da piccola, la vita l'aveva spinta a sacrificarsi per aiutare la sua famiglia, lavorando come domestica in una casa di buona famiglia. Mentre lavava i piatti e puliva i pavimenti, il suo cuore, però, volava altrove. Sentiva una chiamata profonda, una voce interiore che le chiedeva di dedicarsi a qualcosa di più grande, a una vita vissuta per amore di Dio. Non era facile seguire quella voce, soprattutto perché i suoi genitori si opponevano con forza. Avevano bisogno del suo aiuto e vederla entrare in convento significava perdere un sostegno prezioso. Ma Elena non si arrese. La sua determinazione era incrollabile, come una fiamma che non si spegne mai. Dopo molti sacrifici, finalmente venne accolta nella congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia. Non era facile nemmeno lì. Come ogni giovane che desiderava entrare in convento, doveva portare una dote, ma la sua famiglia era troppo povera per permetterselo. Così Elena lavorò ancora per un anno intero, raccogliendo quanto poteva, con pazienza e speranza. Alla fine la sua perseveranza venne premiata e a 20 anni entrò ufficialmente in convento, cambiando il suo nome in Maria Faustina, segno di un nuovo inizio. Gli anni che seguirono furono pieni di lavoro umile e silenzioso. Suor Faustina si occupava dei mestieri più semplici: la cucina, il giardino, la portineria. Eppure, dietro quei gesti quotidiani si nascondeva un'anima profondamente spirituale. Mentre svolgeva i suoi compiti, il suo cuore rimaneva costantemente rivolto a Dio e ogni piccola azione era illuminata da una fede incrollabile. I suoi direttori spirituali e le superiore sapevano che dietro quel volto umile c'era qualcosa di straordinario, ma lei non cercava mai attenzioni. Viveva la sua vita con gioia e dedizione, senza clamore, come una candela che brilla nel silenzio. Nel silenzio del suo cuore, però, accadevano cose incredibili. Il suo direttore spirituale le chiese di tenere un diario e da quel momento Faustina cominciò a scrivere le sue esperienze mistiche. La sua anima sembrava essere toccata da qualcosa di divino e le rivelazioni che riceveva erano di una bellezza e profondità straordinaria. Un anno dopo, mentre pregava, Gesù le apparve chiedendole di diffondere una preghiera speciale, la coroncina alla Divina Misericordia. Quella preghiera sarebbe diventata un faro di speranza per tanti. Gesù le disse che chiunque avesse recitato quella coroncina avrebbe ricevuto grazie particolari. Anche il peccatore più incallito, se avesse recitato la coroncina con fede, avrebbe trovato la misericordia di Dio. Faustina sentiva il peso di quella missione, ma allo stesso tempo la viveva con una dolcezza infinita. La sua vita, così semplice e umile, divenne una luce per tanti. Le sue parole, trascritte nel diario, avrebbero toccato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. La coroncina alla Divina Misericordia, che lei diffondeva con amore, sarebbe diventata un'ancora di salvezza per chiunque cercasse la misericordia di Dio. E così, mentre Suor Faustina continuava a servire nelle cucine, nei giardini, nelle stanze silenziose del convento, la sua anima si innalzava verso il cielo, colma di una luce che nessuno poteva spegnere. Le sue mani lavoravano,
ma il suo cuore era già altrove, in quella dimensione dove l'amore di Dio avvolge ogni cosa. Oggi il nome di Suor Faustina risuona forte in ogni angolo del mondo, simbolo di speranza, di misericordia, di una fede che supera ogni confine. Quella giovane domestica che un tempo puliva pavimenti e lavava piatti è diventata un faro di luce per milioni di anime, un segno tangibile dell'amore infinito di Dio. E la sua preghiera, la coroncina alla divina misericordia, continua a risuonare nei cuori, portando pace, consolazione e speranza a chiunque la reciti con fede. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.